Ma è Medina Roma, perché già nella partigiana? Ma che non so, prima di tutto non vuoi andare, perché sono lavoro in fabbrica, sono stato aiutante di un perseguitato politico, che era un certo Luigi Grassi, che ha fatto i battaglie, qui fastidi ancora in Praia, che ha fatto 7 anni di confine, che aveva fatto. Luigi Grassi, sì. Abitava a Venezia. Ero tanto più vecchio. Sì, di lei era più vecchio, sì. Che dopo sto Luigi Grassi, il 25 luglio del 43, quando che ha avuto il duce, è andato in fabbrica la mattina insieme, qui ho aperto proprio il primo turno, e vedeva tutti i quadri del duce che era sogno, figlio, che aveva il quadro del duce, e lì che portava in mezzo al piazzale che la fu. Dopo l'8 settembre però mi tocca scappare, andai in montagna. E tagli che ha portato a casa a Pepe, che ha fatto il partigiano, tutta la guerra partigiana. Dove sei andato in montagna? Sul Calsilio credo che fosse stato. E dopo 2 o 3 anni di finire la guerra, si trovavamo, mi ricordo sempre, a Carpeneo che era festa dell'unità. E mi ha visto che mi chiamava Boccia che tutti si ma seguiamo passarsi, ho messo piangere Dio. Io credo. Quindi Iuse diventare partigiano soprattutto merito di questo perseguitato politico? Sì, e cominciai a dire, io quando che era la festa, era il 28 ottobre, un giorno dopo prima veniva a questura Tollo in fabbrica e io lo portava dentro una settimana dopo io muovo. E mi diceva, guarda, che qua diventò me, difatti, era un perseguitato politico fuori. Che mestiere faceva sto? E era cassotto fragile, sta periodo, un se non c'è una pagatura che aveva. Che mestiere facevi, Walter, prima? Io, è meccanico, aggiustatore faceva. Dove era stato ferito? Qui fascisti, in Praia Avaia, ancora dei 22, che da suo fascismo no, capisci? E era venuto a lavorare a Marghera però? No, dopo era venuto a Venezia a abitare, ma io ero originario di Padova.